Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca: ha aggredito una ragazza sulla linea 20 della Trieste Trasporti, protagonista un Maranza che però è stato preso a schiaffi da un altro passeggero. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Ancora Maranza in azione. L'episodio è successo a Muggia, a bordo di uno degli autobus della linea 20 della Trieste Trasporti, nella giornata di ieri. Erano circa le 16 quando 6 giovani, alterati dall'alcol, sono saliti sul mezzo che stava percorrendo strada per Farnei. Da lì è cominciato il loro show. I Maranza hanno iniziato a comportarsi da bulli, importunando altri passeggeri più o meno coetanei, parolacce e prese in giro più che altro, ma il capo del gruppetto è andato oltre, ha preso di mira una ragazza e dalle parole è passato alle mani, arrivando a spintonarla. Stavolta però qualcuno si è ribellato. Uno dei passeggeri si è alzato dalla sedia e dopo aver raggiunto il capo dei Maranza gli ha rifilato 4 sberle. Il giovane forse non si aspettava una reazione, è andato a sedersi in fondo al bus, attendendo la prima fermata per scendere. Nel frattempo però erano stati allertati i carabinieri. Raggiunto il mezzo, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato i 6 Maranza ubriachi. Il loro capo, preso a sberle, non ha voluto sporgere denuncia. Sono peggiorate purtroppo le condizioni della bimba di 3 anni investita sabato pomeriggio da una moto mentre camminava sul marciapiede in corso Saba. È stata trasferita all'ospedale di Udine. Vediamo. Sono peggiorate le condizioni della bambina di 3 anni che sabato pomeriggio è stata travolta da una moto in corso Saba mentre passeggiava con la mamma e un'amica. La piccola non sarebbe in pericolo di vita, ma ieri è stata trasferita in via precauzionale dall'ospedale infantile Burlo Garofalo, dove era stata ricoverata sabato, al reparto di terapia intensiva di Udine, dove sarebbe stata intubata. L'incidente era accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18, in corso Saba. Per evitare un ragazzo non vedente che stava attraversando la strada in diagonale, una moto aveva sbandato colpendo un'altra moto che sopraggiungeva in quel momento. Quest'ultimo mezzo a 2 ruote era finito quindi sul marciapiede, dove aveva investito le 2 donne e la bambina. Sul posto erano intervenuti in forza gli agenti della polizia locale, non solo per i rilievi dell'incidente, ma anche per regolare il traffico nella zona. Il Pedocin compie un ulteriore passo avanti verso l'accessibilità e l'ingresso a mare per le persone diversamente abili. Non è questo il servizio, scusate. Allora, dopo i lavori di riqualificazione, il bagno ferroviario è pronto a riaprire il 12 giugno. Oggi la passerella posizionata grazie all'utilizzo di un elicottero. Vediamo subito questo servizio, poi vedremo anche quello relativo alle novità del bagno a lanterna. Tecnici al lavoro per coordinare le operazioni e agganciare la passerella sugli appositi sostegni e noi vi mostriamo l'operazione in corso. È arrivato da Ronchi dei Legionari l'elicottero che ha agganciato la restaurata passerella che collega il bagno ferroviario con l'isola artificiale dove è installato il trampolino, un'operazione portata a termine in pochissimi minuti. Il manufatto era stato affondato dalle mareggiate del novembre 2023 che avevano devastato tutta la riviera barcolana. Dopo quest'ultima operazione lo stabilimento è pronto per la riapertura prevista per il 12 giugno. Sì, perché questo ci consente di riaprire l'intera spiaggia posizionando in posizione baricentrica come da sempre in questi 24 anni precedenti il bagnino e quindi il sistema di avviso al pubblico se possono andare in acqua, non possono andare in acqua, se c'è il bagnino, se sta vigilando, se il mare è cattivo e conseguentemente. Comunque come avete visto è una bella operazione che è stata fatta. Per completare la passerella e renderla operativa, oggi con l'Audi per accertare la stabilità, manca solo la parte in legno. Adesso fanno uno provvisorio perché devono tagliare il trampolino che purtroppo non riusciamo a riparare quest'anno e poi mettono il paiolato nuovo. E devo ringraziare le ditte che si sono occupate di questo, che sono la Geomar che ha fatto gli attacchi su progetto dell'ingegner Todaro, la ditta Baumann Croci che ha fatto i lavori di ripristino della passerella e la ditta Kramer che sta facendo i rimanenti lavori qui. E in particolare devo ringraziare l'ingegner Olivotti che è stato il direttore dei lavori che ha consentito a tutte queste ditte di lavorare in sinergia.
Un altro problema risolto è quello dell'accesso allo stabilimento. I lavori di riqualificazione del Porto Vecchio sono ancora in corso, ma è stato garantito il passaggio da Viale Miramare, dove ci sono le strisce pedonali e la fermata dell'autobus. Sì, in effetti devo ringraziare anche il Comune che ha ascoltato la nostra richiesta di riaprire Viale Miramare, per cui la 36, 36 e 19/20 a seconda del periodo torneranno a fermarsi e sarà possibile, grazie al passaggio realizzato attraverso la cittadella dello sport e il parco lineare, arrivare a piedi. Resta in piedi con esatto il tentativo di aprire un passaggio dopo il convenzionamento con il parcheggio del centro congressi, che dopo dovrà essere ristrutturato completamente, ma almeno per garantire questi 90-100 giorni ai utenti di questi due stabilimenti. Il Pedocin compie un ulteriore passo avanti verso l'accessibilità e l'ingresso a mare per le persone diversamente abili. È stata presentata la sedia motorizzata che dal 12 giugno sarà operativa, consentendo proprio alle persone più fragili di poter fare il bagno senza ostacoli. Vediamo la novità nel servizio di Bernardo Gulotta. Un'attenzione sempre alta, quella del Comune di Trieste verso le persone con fragilità, testimoniate una volta di più oggi allo stabilimento balneare La Lanterna per tutto il Pedocin. Lo storico bagno triestino si è dotato del Sea Track Mover, un sistema che permette alle persone con disabilità di raggiungere l'acqua in autonomia grazie a una speciale sedia che scorre su binari fino al mare. Il dispositivo, alimentato da energia solare e realizzato in acciaio inox, è stato installato sulla spiaggia insieme a una passerella in legno per agevolare il passaggio delle carrozzine. L'intervento rientra in un più ampio percorso di miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno dello stabilimento. È il primo dispositivo di questo genere di cui si dota il Comune di Trieste, un investimento di circa 50.000 euro che permette l'accesso al mare alle persone con disabilità. La grande caratteristica che ha questo dispositivo è che è possibile spostarlo con facilità, quindi oggi è stato presentato nel lato uomini ma può essere spostato nel lato donna a necessità. È un dispositivo completamente sicuro e innovativo, quindi siamo soddisfatti di averlo acquistato. Già esiste nella nostra provincia, ma abbiamo deciso di portarlo per qui perché qui proprio c'era la necessità di questo intervento. Oggi è una giornata meravigliosa perché abbiamo inaugurato uno strumento che consente alle persone con fragilità di fare il bagno o anche, come diciamo noi, di mettersi in smoio, ma non è solo questo, è davvero molto di più, è un segnale importante, un segnale di attenzione per una città che vogliamo costruire e che stiamo costruendo, attenta ai bisogni delle persone, tutte le persone, nessuno escluso. Ma ci sono anche altre novità. Al lato uomini e lato donne sono stati infatti inaugurati 2 nuovi punti lettura con scaffali e spazi dedicati al relax, aderenti al progetto cittadino della biblioteca diffusa. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul gradimento degli utenti. Dal questionario distribuito nel mese di maggio emerge un giudizio molto positivo sul Pedocin, con una valutazione media di 4,6 su 5. Tra gli aspetti più apprezzati figurano la cortesia del personale, il comfort degli spazi e la pulizia degli ambienti, che ha ottenuto uno dei punteggi più alti. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città, in questo lunedì di ripresa. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda appunto la giornata odierna, la mattinata è stata caratterizzata da qualche incidente, fortunatamente senza particolari conseguenze fisiche per i coinvolti, né tantomeno impattante su viabilità. Per quanto riguarda il traffico attualmente, da quello che vedo, è regolare e abbastanza scarso per quanto mi riguarda, su tutta la rete cittadina. Le rive sono ancora inibite alla sosta per consentire lo sbarco e l'imbarco dei crocieristi. Non ci sono state al momento segnalazioni per quanto riguarda i soliti rallentamenti in Teatro Romano all'ingresso del Parco San Giusto. Non sono previste manifestazioni che possono impattare sulla viabilità nella giornata odierna. Invece per quanto riguarda le attività di cantiere, ricordo che sono ancora in atto quello notturno a partire dalle 22 fino alle 6 di domani mattina per l'asfaltatura in strada del Friuli, in via Cisternoni e salita di Gretta. E in questa occasione devo far presente che attualmente stiamo chiudendo la salita di Gretta tra Cisternone e via Aquileia,
su disposizione degli ufficiali di turno, in quanto ci sono formati degli accumuli di briciolino e di materiale appunto a seguito della fresatura per i lavori di asfaltatura che non danno le condizioni di sicurezza per quanto riguarda il transito con le due ruote, e al momento stiamo attendendo la ditta che arrivi con la spazzatrice e faccia una bellissima pulizia in maniera tale da poter riaprire l'arteria. Attualmente quindi deviazioni in loco su Aquileia e via Cisternone per bypassare il problema. Con la giornata di domani voglio far presente che iniziano dei nuovi cantieri sempre per l'asfaltatura, e mi riferisco in via Tigor, Terza Armata e Ciamician, quindi attenzione ai divieti in loco. Le attività, da quello che ho letto dell'ordinanza, dovrebbero iniziare con divieto di transito dalle 8:30 alle ore 17, mentre i divieti di sosta sono già attivi dalle 00 fino alle 24. Ci sono altre attività per potatura sia in via Pauliana che in Campo Marzio, quindi attenzione anche in quella zona ai divieti, e dalle 4 di domani 9 giugno sarà chiusa la direttrice verso Trieste della Galleria Carso come da cronoprogramma e ordinanza dell'ANAS. Certo. Sono previsti sempre anche lavori in via Vasari. Domani mattina ci sarà l'arrivo di una betoniera intorno alle ore 8 e daremo assistenza per l'ingresso in retromarcia, e quindi attenzione anche là di divieti, se non mi ricordo male, tra il civico 8 e il civico 10, e momentaneamente sarà interdetto il transito appunto fin tanto che la betoniera non si posiziona per poter fare un getto. Direi che avrei detto tutto e saluto tutti quanti. Grazie, buon lavoro e buona giornata sia a lei che ai suoi colleghi. Allora, noi andiamo avanti e parliamo di politica, un buon segnale per il centro-sinistra, ma sarà importante trovare il giusto candidato. Questo è il commento della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis al sondaggio SVG sulle elezioni comunali del prossimo anno. Sentiamo. E dopo tanti anni di vantaggio importante del centrodestra, questo è un segnale. Così la segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Elena Danielis commenta i dati del sondaggio sul voto del prossimo anno commissionato dal PD a SVG e anticipato da Tele4 a Ring. Un risultato che incoraggia l'ampia coalizione di centrosinistra denominata Futuro in Comune, che però dovrà fare i conti con tante anime diverse e l'indicazione di un unico candidato a sindaco nel 2027. E la battaglia sarà sicuramente sui nomi. Sui nomi. Vedremo, insomma. C'è da dire che tra questione Ovovia, opere pubbliche, marciapiedi e varie altre, questa giunta evidentemente non ha lasciato il segno, o se l'ha lasciato non è stato un segno positivo. Quindi è ragionevole pensare che i triestini abbiano voglia di un cambio della guardia. Dipende molto dai nomi che verranno individuati per l'una e per l'altra parte, insomma. Noi miriamo ad un nome che incarni quello che è il programma, perché stiamo lavorando ormai da tanti mesi sui temi e sugli obiettivi che vogliamo porci come coalizione, ed è un lavoro lungo, interessante, vedremo di finalizzarlo in modo intelligente e condiviso, e dopodiché servirà a trovare una persona che sia in grado di incarnarli questi temi. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con Riprendiamo il nostro telegiornale parlando ancora di politica. Abbiamo visto poco fa il servizio sul commento della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle Danielis sul sondaggio SVG riguardo alle prossime elezioni comunali e vari partiti impegnati in questa competizione. Il nostro Bernardo Gulotta ha intervistato anche Angelo Lippi che coordina un gruppo dei vannacciani cosiddetti, insomma, di Futuro Nazionale qui a Trieste. Sentiamolo. Ma a me non ha sorpreso molto, devo dire la verità, l'esito del sondaggio, perché già i sondaggi a livello nazionale danno Futuro Nazionale a quei livelli lì, se non superiori. A parlare Angelo Lippi, rappresentante del Comitato Costituente di Trieste, il Comitato 23, che si esprime sul sondaggio SVG commentando quel 4,5% di preferenza espressa sul gradimento del partito del generale Vannacci Futuro Nazionale.
In attesa che vengano costituiti i referenti locali il 13 e 14 giugno, Lippi dimostra ottimismo sul percorso intrapreso e sui numeri del sondaggio, testimoniato anche dal gradimento percepito dalle persone che di settimana in settimana si stanno interessando e avvicinando al movimento del generale. Noi non abbiamo fatto ancora un vero e proprio proselitismo, diciamo così, in maniera determinata, però sono già più di 250 persone che si sono unite al nostro comitato tra iscritti al partito e simpatizzanti, semplicemente vedendo attraverso i nostri social o sui giornali o sulle televisioni le iniziative del movimento. Sono adesioni continue, ogni giorno mi chiamano, mi telefonano persone che vengono sia da movimenti politici ma anche no, che vogliono aderire e iscriversi al partito. Tra i nomi inseriti nel sondaggio e che riconducono a Futuro Nazionale c'è quello del consigliere comunale Ugo Rossi, eletto nel 2021 con Insieme Liberi. Parlando di elezioni, Lippi non si sbilancia, ma tutto porta a pensare che il dialogo con l'attuale coalizione di centrodestra potrà portare a un'alleanza politica a determinate condizioni e mettendo in primo piano alcune tematiche specifiche. Per quel che mi riguarda, come Angelo Lippi, come referente di un comitato, io credo che bisognerà comunque dialogare. Questo è normale in un ambito ormai che va verso il bipolarismo proprio secco. E quindi noi non è un segreto che guardiamo verso il centrodestra. Ovviamente quando si mette insieme bisogna essere in due. Sarà fondamentale, a mio modesto avviso, il programma. E sul programma dovremo confrontarci. Ovviamente però non è che lo facciamo così a scatola chiusa e vorremmo assolutamente che ci siano nel programma delle soluzioni di problemi cittadini che sono molto molto gravosi. Torniamo alla cronaca, il servizio di ieri, perché c'è stata una notte di violenza tra Muggia e Trieste con un accoltellamento e una rissa che hanno richiesto entrambi l'intervento delle forze dell'ordine. Vediamo nel servizio di Bernardo Gulotta. 3 coltellate al termine di una lite scoppiata per motivi sentimentali è quanto accaduto nella tarda serata di sabato a Muggia, davanti alla stazione delle Corriere, dove un giovane di 24 anni è rimasto ferito al torace, a un braccio e a una mano dopo essere stato aggredito da un 19enne. I due, entrambi triestini e residenti a Muggia, si sarebbero incontrati casualmente sull'autobus mentre tornavano da Trieste. Una volta scesi dal mezzo, tra loro sarebbe scoppiata una discussione degenerata rapidamente. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, calci e persino il lancio di bottiglie. Il 19enne poi avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale con 3 fendenti prima di allontanarsi. Alla scena ha assistito anche il padre del 24enne, arrivato alla fermata per recuperare il figlio. L'uomo avrebbe tentato di fermare la lite senza riuscire a evitare l'aggressione. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Nonostante la perdita di sangue, le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi medica di 20 giorni. I carabinieri di Muggia stanno ricostruendo nel dettaglio l'accaduto. Le immagini delle telecamere presenti nella zona avrebbero già permesso di identificare il presunto aggressore. Sul caso è attesa l'apertura di un fascicolo per lesioni. La notte tra sabato e domenica è stata segnata da tensioni anche a Trieste. Poco prima dell'1, una decina di giovani hanno scatenato una rissa in via del Lazzaretto Vecchio. Il gruppo poi si sarebbe affrontato in strada tra spintoni, pugni e calci, richiamando l'attenzione dei residenti e delle pattuglie impegnate nei controlli straordinari del fine settimana. Triestina, si parla di fideiussioni anche riguardo al progetto del centro sportivo di Muggia. Il sindaco Polidori, che mercoledì aveva parlato con ottimismo, ha spiegato l'iter burocratico per far avanzare il progetto, ieri nuovamente frenato per l'impasse legato proprio alle fideiussioni. Vediamo. Se posso fare una battuta, io ho una alabarda a casa mia nel mio giardino in marmo che pensavo di regalarla ovviamente nel momento in cui viene inaugurato il centro sportivo. Ultimamente era stata ricoperta dall'erba, adesso ho tagliato l'erba intorno ed è emersa di nuovo. Si era espresso così il sindaco di Muggia Paolo Polidori mercoledì 3 giugno al termine della conferenza stampa allo Stadio Rocco, dopo aver ascoltato il direttore generale Giuseppe Daniello e il vicepresidente del club Marco Margiotta, che hanno dato rassicurazioni circa il progetto del centro sportivo della Triestina da realizzare a Montedoro nel comune di Muggia. Un ottimismo che ha riacceso la luce sull'iniziativa di Project Financing per la creazione della Casa dell'Unione, che dopo gli scossoni nell'ambiente biancorosso, vedi le situazioni di debiti, l'indagine della Guardia di Finanza, la retrocessione e i legittimi dubbi sul futuro della Triestina, era stato messo in un cassetto. Il recente blitz delle fiamme gialle però ha riportato le erbacce sopra l'alabarda del sindaco, almeno momentaneamente, in attesa di sviluppi sul caso delle fideiussioni false emesse dal club attraverso 2 intermediari esterni della società che oggi si apprende risultino indagati. Fideiussioni che dovevano coprire il debito per i pagamenti dello Stadio Rocco, e sempre di fideiussioni si parla anche per il progetto del centro sportivo.
con Polidori che ha spiegato l'iter dal lato del comune di Muggia. Siamo pronti in qualsiasi momento, nel momento in cui viene presentato un progetto complessivo, ovviamente con garanzie e fiduzioni che coprano l'intera opera, a portare avanti entro 2 o 3 mesi, di portare in Consiglio Comunale il progetto che farà da variante. E ripeto, è giusto anche sottolinearlo, un progetto è un'opera che sarà di proprietà del Comune, perché sarà di proprietà del Comune essendo un'opera pubblica, anche se verrà data in concessione alla Triestina per tot numero di anni. Questo dal punto di vista però delle fondamenta della progettazione della Triestina ovviamente darà una forza molto in più, anche perché sarà un asset in più che valorizzerà il patrimonio della Triestina stessa e darà la possibilità anche di allenarsi magari con l'iniziale creazione di 2 campi, no, che daranno comunque un respiro enorme per quanto riguarda la società. Esatto, SPS è aggiudicata la gestione definitiva dei parcheggi del Generali Convention Center in Porto Vecchio. A parlarne ai nostri microfoni la presidente Raffaella Del Punta. A partire appunto dal contratto concessorio di cui abbiamo appena parlato, siglato il 22 dicembre 2025 con effetto dal 1 gennaio 2026, Esatto si occuperà del rinnovo dei 2 parcheggi, parliamo dell'attrezzatura dei 2 parcheggi di Sant'Andrea e di San Giovanni. Oltre a questi impianti ve ne sono altri, ricordo in particolare quello di Roiano che è stato recentemente inaugurato e peraltro con tariffe molto, molto calmierate, molto gradito alla cittadinanza da quello che vediamo nei dati della sua occupazione. E poi ci sono quindi a fianco a questi 2000 stalli nei parcheggi i 600 posti su strada. Un impianto nuovo che andiamo ora a gestire è quello afferente al Trieste, al GTCC, parliamo del Generali Convention Center. Esatto, si è aggiudicata la selezione. Quindi siamo noi già adesso in gestione provvisoria a gestire questo importante sito che presenteremo comunque completamente rinnovato e su questo sicuramente insieme appunto a GTCC faremo una presentazione organica, quindi rimandiamo le notizie a una prossima occasione che organizzeremo insieme appunto al concedente, quindi il Comune di Trieste e anche a Generali Convention Center. Trieste ospita un incontro raro, sta ospitando un incontro raro tra 2 giganti della ricerca marina italiana, entrambe ormeggiate nello stesso porto, visitabili dal pubblico. Parliamo delle navi oceanografiche Gaia Blu e Laura Bassi. Vediamo. Per la prima volta a Trieste 2 tra le più importanti navi scientifiche italiane, la Gaia Blu del CNR e la Laura Bassi dell'OGS, sono ormeggiate fianco a fianco lungo le rive, trasformando la città in un grande laboratorio a cielo aperto. L'iniziativa non è solo simbolica, le 2 unità eccellenze della ricerca marina e climatica sono state aperte ai cittadini per visite guidate che stanno attirando centinaia di persone. Circa 270 visitatori a bordo della Gaia Blu e 735 attesi sulla Laura Bassi nell'arco di 6 giorni. Accanto all'apertura al pubblico, la tappa triestina ha ospitato anche un confronto fra vertici scientifici e istituzionali. Il presidente del CNR Andrea Lenzi e i responsabili delle strutture hanno incontrato la dirigenza dell'OGS a bordo delle 2 navi, sottolineando il valore della collaborazione tra i 2 enti nella ricerca sugli oceani e sul clima. Da una parte la Gaia Blu, piattaforma oceanografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attrezzata per indagare chimica, fisica e biologia del mare su scala globale. Dall'altra la Laura Bassi, unica rompighiaccio italiana per la ricerca in forza all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, capace di operare fino ai mari polari. 2 navi diverse ma complementari che raccontano una stessa direzione: rafforzare la presenza italiana nella ricerca oceanografica internazionale e avvicinare il grande pubblico alle sfide del cambiamento climatico. Il SIEL ha presentato a Trieste i risultati del progetto Analisi con immagini da satellite attraverso Eagle Friuli Venezia Giulia, una sperimentazione basata su tecnologie satellitari e intelligenza artificiale applicate al monitoraggio del territorio. Vediamo.
capire che come per esempio usare le immagini satellitari per monitorare i cambiamenti del territorio. Si chiama Eagle Friuli Venezia Giulia ed è la piattaforma integrata messa in campo dalla Regione tramite INSIEL per tenere sotto controllo lo stato delle aree verdi, la salute del verde urbano, ma anche gli effetti degli incendi, dei dissesti idrogeologici e del consumo di suolo. Lo strumento agisce confrontando immagini prese dall'orbita terrestre relative allo stesso territorio. Assolutamente, sono uno strumento che ci aiuterà a pianificare meglio il territorio e a difenderlo. Sapere per esempio come evolve l'erosione delle coste è un elemento importante per capire dove dobbiamo intervenire per fare delle difese a mare. Sapere come le pubbliche amministrazioni della Regione intervengono nei loro piani urbanistici perché per esempio hanno deciso di costruire da una parte piuttosto che da un'altra è importante perché ci consentirà di fare una progettazione del territorio più adeguata. È uno strumento importante. Quando l'innovazione viene messa al servizio della pubblica amministrazione perché crea valore pubblico e perché, soprattutto come in questo caso, difende meglio l'ambiente, noi ci siamo e quindi la finanziamo senz'altro. Sono 19 comuni della Regione sottoposti allo studio tra Friuli, Isontino e Venezia Giulia, tra cui Trieste, in collaborazione anche con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e il Parco agroalimentare della Regione. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.